napoletano. Signora, buonasera! Buonasera a tutti questi giovani che ascoltano. Buonasera, signore e signori, mammina è qui! Ragazza! La suocera di Carmen Viviani! Guarda, sta pure Pippa, quanto è bello Pippa! Guarda Pippo Ba, sono Romolo Bianco, sono Io vengo sempre per andare alla televisione. sono Romolo Bianco, no Pippo Ba, signore. La vicina pare di giorno Pippa Ba. Sono Romolo Bianco. Sì, hai capito Pippa Ba? beh, Com'è bella, la vicina pare da più giovane. Quella è la televisione. Come siete simpatici, veramente. Signor, che piacere avervi qui, io veramente sono commosso. Sì, io ho lasciato i miei... Hai visto gli grandi artisti che abbiamo qua? Guarda, Come sono, che bel qua. Signor, siete venuta con le paposce, signor. Sì, perché tengo il piede un poco gonfio. Ah, ho capito. In questi giorni. Ho capito. Ci sta coscema a me. Signore, sì, ecco. In questi giorni. Signora, no. Vada a faceretti, signor, si peli, si vede. No, ma si vede, a te, per cortesia. Ecco, signora, che piacere. Non mi pasticciotto, che piacere avervi qui, veramente è un onore. No, perché io in questi giorni stanno molto ai fornelli perché i cucina. Lei cucina, lei cucina. Perché che volete dire così? Anche riferimento casuale. Ecco. Io cucino, no? E allora star troppo tempo in piedi. Sì. Sono gonfiati i piedi, quindi vengo con le babbucce. Ah, ho capito. Bello, figlio mio, ti fatto obbediamo. Signora! Perché che c'è di mano? Signora, ma con me, davanti alle persone. No. Perché scusate, ma voluto facile obbediamo. Signora, abbiamo capito. Ma quello è importante. Ma davanti alle persone. Lo fanno tutto quanto obbediamo, uno può fare. Come? Anche io me lo faccio, però non davanti alle persone, insomma. Signora, non dicono queste cose. Ma come ti bello, mi fa Signora, ho capito, ma mi fai cadere. mettete un po' così più dritta, così Mi fanno male i piedini, la luce ma vi prende. Non scommetti perché Hai visto come fa? Non capisce che ma mi non capisce, perciò lo spiega un po' piano. Ma chi sta papatiano? Chi sta rapennavo? Io, quella è vostra nuora, Carmen Viviani. Colombri, tu cattaio! O posti sta casa a fa due servizi che si mette a cantare. Signora, quella è un'artista. Si mette a cantare. Sei un artista. Sì, artista che sta sciacquetta. Enzo Esposito si è innamorato della voce di Carmen Viviani. È innamorato della voce, perché che è una bella voce. Come no? Lo sanno tutti quanti. Bella voce. Che significa? Pure io tengo una bella voce. Mi faceva Ma non lo vedi come fai? Su batti l'occhio, innamorato mica non dici niente. Batti l'occhio. Batti l'occhio, figlio mio. E poi che devo dire? Che lei è mammina mia. Quella è mammina. Signora, facete una canzone, va bene? Maestro, stiamo a fare un po' di ipocrisia. Ma che la che ipocrisia, va bene, la conoscete? Maestro. Ecco, il microfono. Come si chiama maestro? Maestro si chiama Farina, Franco Farina. Sapete che è bellino? Un signore che capilla. Signora, andiamo avanti, cantate la canzone, è affascinante, veramente. Signora, ma io vorrei la scelta di questo pezzo perché l'ha cantata anche Carmen Viviani, ipocrisia. Ma forza, mangia ma trago, pati! Vabbè. Maestro, ipocrisia. Siete un po' stonati, signora. Quando mi tengo una bella voce. Vabbè, ok. Altri nati, non no. Questo sorriso? Questo sorriso che nasconde la pianta. Guardate un figlio come è contento, guardate a vedere. Altro non è che maschera di finta. Perché di gelosia o finale maestro. Ma maestro, che di gelosia io sto morendo. O tengo tutte cose finale. Perché di gelosia